Ben ritrovati con l'informazione flash di News Sicilia. Iniziamo con la cronaca. Associazione di tipo mafioso, estorsione, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Sono 10 le ordinanze di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della locale DDA nell'ambito dell'indagine denominata Condor, condotta dai militari del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Agrigento, e da quella denominata Xidi, condotta dal ROS sugli assetti mafiosi del territorio di Favara e quello di Palma di Montechiaro. Caso Can alla Regione Sicilia. Il presidente Schifani ha nuovamente sollecitato al Dipartimento del Turismo l'invio di una relazione e di tutta la documentazione relativa alla partecipazione alla prossima edizione del Festival Internazionale del Cinema, atteso il confronto tra Schifani e l'assessore al turismo Scarpinato. La riunione dei capigruppo all'Ars ha deciso di estendere a 2 mesi fino al 28 febbraio l'esercizio provvisorio originariamente previsto dal governo fino al 31 gennaio. Ha approvato anche un nuovo calendario dei lavori per la sessione di bilancio. Una bomba è esplosa nell'androne di una palazzina in via Pietro Novelli a Siracusa. La fortissima deflagrazione è avvenuta intorno alle 21:45 di ieri sera, creando panico tra gli abitanti della zona. La pista più concreta è quella che porta a un atto intimidatorio nei confronti di un residente dello stabile. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.